Aveva appena parcheggiato la sua 500 davanti allo stadio di Noventa. Un uomo a volto coperto si è avvicinato, le ha puntato la pistola alla tempia, intimandole di scendere. La donna, una quarantenne di Treviso, ha lasciato le chiavi sul cruscotto. Nemmeno il tempo di rendersi conto di quello che stava accadendo che il bandito è fuggito con l'auto in direzione Padova. La quarantenne, sotto shock, ha chiamato la polizia raccontando quegli istanti di terrore. L'auto è stata intercettata, quell'uomo era assieme a un complice e stava dirigendosi verso il centro del capoluogo patavino per mettere a segno un'altra rapina. Con la stessa autovettura poi si erano recati a Padova, dove avevano tentato di commettere una seconda rapina all'interno di un bar in zona Sacro Cuore. Ecco immortalato dalle telecamere il momento dell'irruzione della coppia nel bar di Padova. Il proprietario, ignaro di quello che accadrà, sta facendo le pulizie. La coppia travisata lo minaccia brandendo un coltello. Uno indica la cassa dove ci sono i soldi. Il proprietario tergiversa, poi, prima uno poi l'altro, escono a mani vuote. Nel frattempo qualcuno ha dato l'allarme. La volante intercetta la coppia in fuga a bordo dell'auto della Trevigiana. Scappano in un vicolo cieco e qui si sentono in trappola. Prima di darsi la fuga a piedi, tentano un ultimo disperato tentativo e speronano la volante. Uno dei due rapinatori è bloccato e arrestato. Ora è caccia al complice che è riuscito a dileguarsi a piedi. La polizia ha in mano importanti elementi che potrebbero portare presto alla sua identificazione. Sono in corso degli accertamenti per individuarla, identificarla e riuscire a bloccare anche la sua fuga definitivamente.